Panevin, tra festa e polemica, dopo lo sforamento di 9 volte il limite di polveri sottili registrato a Treviso, scontro sulla necessità o meno di ridurre i roghi, guerra di cifra tra Lega e PD, intanto domani scatta l'allerta arancione per lo smog. Le polemiche non hanno comunque fermato gli appassionati in tutta la Marca, ad Arcade, in 7.000 per assistere al rogo più alto della provincia, acceso dal governatore Zaia che dice la tradizione non si tocca. Casa messa a soqquadro e devastata per 300 euro, amara sorpresa per una famiglia di Preganziol dopo una giornata in gita in montagna. Drammatico schianto tra due auto a Quinto di Treviso, 4 feriti, 3 di questi in gravi condizioni, ricoverati in ospedale. Hanno tutti un lavoro e una casa, i giovani profughi accolti in casa dalla famiglia del professor Antonio Silvio Calò e il suo progetto sta per partire anche in Europa. E nel giorno dell'Epifania in Duomo la messa solenne dei popoli, da prima per il vescovo Monsignor Tomasi che nell'omelia ha invitato tutti ad aprirsi all'integrazione. Basket, continua la crisi della De Longhi che al giro di boa del campionato si ritrova in piena zona retrocessione. Coach Menetti dice dobbiamo superare questo momento, tutti insieme. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque in primo piano i Panevin dell'Epifania che anche quest'anno nella Marca hanno riunito decine di migliaia di persone, una grande festa come sempre, come ogni anno, a cui hanno fatto però da contraltare i dati molto elevati sull'inquinamento e quindi le polemiche relative. Tradizione contro inquinamento, festa contro aria irrespirabile. Il giorno dopo i 200 Panevin dell'Epifania, 10 solo a Treviso nel capoluogo è scontro, perché i dati delle PM10 nell'aria sono impressionanti. 445 microgrammi per metro cubo d'aria, quelli registrati a mezzanotte dalla centralina di via Lancieri da Novara. 9 volte il limite consentito, un picco che non si è diradato alle svelte vista l'assenza di vento. E sui social ci si scatena, tanto da domandarsi in condizioni meteo del genere se non fosse il caso di annullarli i falò. Ma è una tradizione difficile imporre, diciamo, la cancellazione di una cosa che ha la cui durata, la cui nascita si prendono dei tempi, che aveva anche dei valori anche diversi che forse andrebbero in qualche modo riscoperti. Si può certamente avere delle accortezze, sicuramente non bruciare cose che possono incrementare, diciamo, l'inquinamento, una durata anche contenuta, ma insomma credo che ci voglia una misura, come al solito, un po' di misura su tutto. Tra maggioranza e opposizioni e scontro aperto. Noi ci teniamo a mantenere queste tradizioni, è chiaro che è un sacrificio che viene fatto alla questione ambientale, sicuramente è un'eccezione che si fa una volta l'anno. C'è da dire che in un ambito più allargato non incidono solo su Treviso ma su tutta la provincia di Treviso e quindi abbiamo accettato questa condizione. Vedo molti esponenti del Partito Democratico che non si ricordano quando andavano a organizzarli loro, a festeggiare o a bersi del vin brûlé e della pinza e quindi probabilmente, diciamo, le elezioni del 2018 le hanno fatto perdere un po' la memoria. Manera ricorda anzi che nel 2015, a metà mandato dell'amministrazione Manildo, il dato era proprio 450. Ma io ci partecipo ancora, le tradizioni appunto sono importanti, sono belle e è giusto andarci. Io vado sempre al Panevin. Dopodiché sono consapevole però che ad oggi la pianura padana è una delle zone più inquinate del pianeta e dobbiamo non smetterla di chiuderci gli occhi di fronte a questi dati. Mi sembra che sia chiaro che qui c'è stato proprio un attentato alla salute e chi ha la responsabilità politica, amministrativa della città e dei cittadini dovrebbe farsi un serio esame di coscienza e invece di giustificare queste politiche chiedere scusa e cambiare assolutamente rotta. Farne meno, più controllati, più piccoli, perché va tutelato assolutamente la salute delle persone più deboli. Quello che non si può discutere è che domani, 7 gennaio, settimo giorno dell'anno e settimo anche di sforamento della soglia tollerata di PM10, in città scatterà l'allerta arancione con il blocco anche dei veicoli a diesel Euro 4. Allora, avete sentito, si discute anche sui social, ma non solo, anche nella politica, bisogna ridurre per il futuro il numero dei Panevin ed è quello che vi stiamo chiedendo con il nostro sondaggio di questo lunedì. L'abbiamo lanciato questo sondaggio nel telegiornale del Veneto e continuato nel telegiornale di Venezia e continua anche nel nostro telegiornale. Il risultato poi finale delle vostre telefonate lo vedrete questa sera a Ring. Allora vi chiediamo: Panevin e inquinamento, meno roghi in futuro? 0422 162
6691, scusate, se per voi è giusto che ci siano meno roghi in futuro, oppure 0422 162 6690 se per voi non è giusto che ci siano meno roghi in futuro. Vi ricordo che la telefonata è gratuita e non preoccupatevi se sentite la linea occupata, nel momento in cui chiamate il vostro voto viene registrato. Allora continuerà ad andare in sovraimpressione la possibilità, i numeri per dare la vostra opinione e, come detto, il risultato finale lo vedremo questa sera nel corso di Ring. E allora è una polemica che si è scatenata anche molto sui social, ma che finisce evidentemente anche in piazza. Allora abbiamo chiesto un po' ai trevigiani questa della ennesima polemica dei Panevin porta a una tradizione da ripensare oppure si tratta di una polemica sterile? Sentiamoli. Credo che sia una festa così importante che merita anche qualche piccolo disguido. Che ricominciano le scuole il problema sarà molto più ampio, visto che vedo un sacco di autobus che vedevo quando andavo a scuola io. Quindi forse quello è un vero problema, una volta all'anno, pazienza, teniamo le tradizioni. Tutti se ne fregano, siamo in Italia, viva l'Italia, tanto guarda, critichiamo tanto però nessuno fa niente. Quindi secondo lei andrebbero levati? O perlomeno diminuiti. Teniamo anche per... rispettiamo la tradizione. Come si fa a buttare via una roba del genere? Perdemmo tutte le nostre tradizioni. Quindi questi Panevin sono anacronistici. Quindi secondo lei vanno levati? Vanno levati. Si può anche cambiare, ma le tradizioni restano, dai, dobbiamo tenerle. Magari ridurre un po' le pile, invece di alzarle grandi, ridurle un po'. Bisogna mantenere la tradizione, eliminare magari delle altre cause, meno macchine. Non so, le tradizioni vanno assolutamente conservate. È una tradizione sicuramente da tenere, però magari moderarla, insomma, cercare di unire le due cose. Dovrebbe essere monitorato, quindi qualche volta, in qualche caso, solo per mantenere la tradizione, non che sia così diffuso, sicuramente. E l'accensione dei Panevin in città, ieri sera già si potevano prevedere le forti polemiche di oggi. Sentiamo allora cosa ha detto il sindaco Conte. Magari questa sera ci sarà un po' più inquinamento, ma c'è anche molta più comunità. Già anticipava le polemiche di oggi, ieri sera, il sindaco Mario Conte all'accensione del primo dei 10 Panevin autorizzati a Treviso, quello allestito dagli scout in via Borgofuro tra Santa Bruna e San Paolo. Come ogni anno ci saranno le polemiche sull'inquinamento, ma credo che non siano i Panevin il problema dell'inquinamento globale. Se invece dai Panevin cominciamo tutti quanti a comportarci un po' meglio tutti i giorni, anziché questa sera, credo che possiamo migliorare davvero la situazione della nostra città. Tema delicato quello di un'eventuale sospensione dei falò dell'Epifania per non peggiorare un inquinamento già opprimente. Schierarsi apertamente contro tradizioni a cui tutti sono affezionati non è semplice, tanto che anche nel Partito Democratico ci sono posizioni contrastanti. Di fronte al Panevin degli scout trevigiani, la consigliera comunale Antonella Tocchetto ha difeso questo appuntamento. L'inquinamento è tanto pesante in questi giorni e dispiace, però il falò è una tradizione e io penso che oggi si possa chiudere un occhio, però qua bisogna trovare delle soluzioni perché sono 5 giorni che in questa città non si respira, per cui da un lato i falò vanno rispettati e io sono per quello, dall'altro bisogna trovare subito delle soluzioni. Comunque viva la Befana e viva i falò. Consapevoli del problema anche gli organizzatori, secondo i quali l'importante è fare le cose rispettando le regole. È un fattore di inquinamento, però è anche una tradizione che va mantenuta in qualche maniera. Ecco, ovviamente stando attenti e mantenendo anche le misure e le indicazioni che vengono date. Lontani dalle polemiche i tanti, centinaia di persone, famiglie e bambini che si sono riuniti intorno al fuoco, aspettando l'accensione della catasta di legna sormontata dalle canne di bambù e soprattutto l'arrivo della Befana, che ha regalato il carbone anche al sindaco. Carbone perché non sono stato abbastanza buono come invece lo sono stati tutti questi bei bambini che hanno ricevuto tanti dolci. E nel cuore di ciascuno desideri e speranze per l'anno appena iniziato. Che ci sia tanta serenità e tanta gioia un po' per tutti. Ecco, questo è l'augurio.
Tante persone a Treviso, tantissime persone ad Arcade, l'appuntamento più tradizionale, quello appunto con il Panevin di Arcade, 7.000 persone ieri sera per il rogo più alto della Marca, acceso dal governatore Luca Zaia. Il popolo risponde bene a queste tradizioni, come diciamo noi, piuttosto che si perda una tradizione è meglio che si bruci un paese. Ha commentato così il governatore del Veneto l'appuntamento fisso con la polemica sui Panevin e l'ha fatto dalla catasta più alta della Marca, ad Arcade, che si fregia del titolo di paese del Panevin. Oltre 7.000 gli spettatori che non sono mancati con quello che da sempre è il rito della luce, dal quale si traggono gli auspici per l'anno appena iniziato. Noi siamo un popolo che ha coesione, che guarda al futuro con positività e questo penso che sia assolutamente foriero di bei risultati. Ovviamente ci aspettiamo l'autonomia che cerchiamo ovviamente di difendere fino in fondo, visto e considerato che abbiamo già sono già passati 2 anni dal referendum, per cui ancora siamo al lavoro per l'autonomia. E nel giorno della Befana Zaia ricorda come dalla regione ci sia comunque stato un regalo ai veneti. Siamo l'unica regione in Italia che non applica tasse regionali, quindi quando leggo che qualcuno dice hanno applicato i ticket regionali vuol dire che non si sa neanche di cosa sta parlando. 1.179 milioni di euro all'anno che la regione Veneto, unica in Italia, ha chiesto di non applicare. Panevin che ha fatto un po' fatica ad accendersi, mentre tra la gente c'era un po' di confusione sulla tradizione. Perché tutti guardano il fumo? Per sapere come va l'anno, se va bene o no. E quindi dove deve andare? Verso il dritto, non lo so, verso Point, no, verso Mattina se non sbaglio. Che l'aria deve tirare sempre verso il Veneziano. Qua praticamente gli fanno il processo alla vecchia, giusto? E nel più tipico segno dei tempi arriva dall'integrazione la risposta giusta. E da dove viene? È dal Marocco. Ecco, allora ci vuole raccontare come funziona il Panevin, cosa si deve guardare? Sì, buoni. E il fumo cosa serve? Cosa c'entra? Si porta fortuna quello. E dove deve andare perché porti fortuna? Verso Montebelluna. Per la cronaca il fumo per diverso tempo non ha preso alcuna direzione, salvo poi spostarsi verso sud-ovest con pronostico positivo, nel quale ognuno ha riposto i propri desideri. Tanta fortuna e tanta pace. Pace, tranquillità e felicità per tutti. Una cover per il cellulare. E tra i desideri inevitabile quello di Domenico Presti, visibilmente emozionato all'accensione del suo ultimo Panevin da sindaco di Arcade. Il mio desiderio sarebbe quello di vincere la campagna elettorale di Spresiano, se gli spresianesi vorranno, e continuare a fare il sindaco è una cosa comunque che mi piace molto, amo la gente, quindi il desiderio mio ovviamente come quello di continuare a fare il sindaco. Chiudiamo questa pagina sui Panevin ricordandovi comunque che potete esprimere la vostra opinione, ecco lo vedete in sovraimpressione sul sondaggio, la domanda che vi abbiamo chiesto, Panevin e inquinamento, meno roghi in futuro, sì o no? Quelli sono i numeri per poter esprimere la vostra opinione e il risultato questa sera a Ringa. Adesso apriamo la pagina della cronaca, si è chiuso un 2019 da incubo nella Marca sul fronte furti, si riapre purtroppo con lo stesso segno. Ladri in casa, questa volta a Preganzioli, in via Barata Vecchia. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno preso di mira questa abitazione puntando sulla via di fuga per i campi, ma soprattutto sulla posizione isolata. Alla porta d'ingresso si affacciano per vedere se c'è qualcuno all'interno dell'abitazione, non riescono a vedere. 2 persone restano ferme qui perché erano in 3, una va avanti, viene in questa zona controlla all'interno dell'abitazione se vede qualcuno e al momento non vede nessuno e quindi chiama le 2 persone che erano nella porta qui d'ingresso e le fa venire da questa parte e qui incominciano ad agire per forzare l'abitazione per entrare in casa. Tentano di forzare questa porta con un cacciavite che poi rimane tra i vetri. Poi con un tombino devastano questa finestrella riuscendo ad entrare. A quel punto scatta l'allarme e nonostante ciò per diversi minuti i ladri mettono a soqquadro tutto cercando denaro, oro e gioielli. Giovani agili, di carnagione bianca e soprattutto esperti di territorio. Tutto termina quando, richiamata dalla sirena, una vicina esce e vede tutta la scena. Ci sono stati i vicini che la signora è uscita e ha visto un ragazzo incappucciato con un cappuccio rosso che si chinava lungo la siepe qui dentro la proprietà e quindi penso sia stato quello anche un deterrente che ha fatto
sì che i ladri, dopo che è scattato l'allarme, si siano dati anche alla fuga. Vicina che ha subito chiamato i carabinieri, mentre da sabato notte la famiglia Zanetti, oltre ad aver subito il furto di un orologio di 300 euro e oltre 2000 euro di danni, vive con l'apprensione che i ladri si ripresentino davanti alle vetrate. E ogni tanto le forze dell'ordine girano, però anche loro sono poche e fanno quello che possono, però bisognerebbe aumentare il passaggio delle forze dell'ordine, insomma. Un'altra piaga, quella degli incidenti. Stamani un schianto grave tra due auto poco prima delle 7 lungo la Noalese a Quinto di Treviso. 4 le persone coinvolte, tutte ricoverate all'ospedale di Treviso. 3 di loro restano in gravi condizioni, una 51enne romeno e le 2 donne che viaggiavano con lui, una 64enne e una 31enne. Ferite lievi invece per il 67enne a bordo dell'altra vettura. Dinamica dell'impatto ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per tornare a parlare di migranti, perché è stato un successo il progetto di integrazione, lo ricorderete, noto, del professor Antonio Silvio Calò a Treviso, e adesso questo progetto può partire anche a livello europeo. Mi piace pensare che adesso questa esperienza possa essere utilizzata al meglio sia in Italia sia in Europa, perché dimostra che si può fare se si vuole. Esperienza internazionale lo sta diventando davvero il modello di integrazione di Casa Calò, l'insegnante trevigiano che con la moglie ha accolto 4 giovani profughi. Il progetto che ha presentato alla Commissione europea è stato vagliato e finanziato con 2.200.000 euro. E questo progetto da febbraio partirà, è un progetto che chiaramente sposta la nostra esperienza all'interno dei comuni e coinvolgerà 6 comuni di 6 paesi diversi europei. Un percorso di inserimento compiuto in strutture gestite dai comuni, quindi in Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Slovenia e Svezia, perché il modello proposto da Calò, nominato per questo cittadino europeo dell'anno 2018, ha raggiunto proprio in questi giorni il suo obiettivo finale. Per noi è una grande gioia poter dire che il ciclo, tra virgolette, si è chiuso, no? Cioè abbiamo dato la possibilità a questi ragazzi, nel corso di questi 4 anni e mezzo, di arrivare a quella che noi chiamiamo autonomia vera. Cioè la possibilità di uscire fuori di casa, avere un lavoro, avere un riconoscimento giuridico e poter incominciare a pensare, a progettare una propria vita. Questo è il massimo che potevamo augurarci fin dall'inizio. La questione migratoria non è risolta, anzi è la sfida dei prossimi decenni, sempre che i venti di guerra in Iran non accelerino lo spostamento di masse di uomini e donne. È il momento per l'Europa di veramente fare avere una progettazione ampia di prevenzione e contemporaneamente incominciare a pensare a invece una progettazione importante in Africa. E di integrazione ha parlato anche il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, stamane alla Messa Solenne dei Popoli. È iniziata con un antico canto africano, una messa di Epifania dedicata ai popoli che vivono nella diocesi di Treviso. Una celebrazione, un appuntamento per vedere quanto la nostra comunità sia sempre più multicolore e multiculturale e come talvolta a rigide abitudini si possano sostituire atti certamente inusuali per la nostra quotidianità, ma proprio per questo dirompenti nella loro spontaneità. Una celebrazione multietnica e multilingue, dove talvolta il vescovo per comunicare con tutti ha utilizzato l'inglese. In the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tra le bandiere anche quella dei trevisani nel mondo, per ricordare ciò che siamo stati e per certi versi, con i nostri giovani all'estero, quanto siamo ancora gli stranieri in casa altrui. E tra canti e ghirlande, tra costumi tipici e volti di ogni continente, è stata forte l'indicazione di Monsignor Tomasi sulla paura del diverso. Una volta che si vive nella paura, è questa che detta le regole. Le detta per tutti. E sembra che non vi sia via di uscita. Possiamo cambiare la logica di questo mondo e sconfiggere la paura e possiamo provare anche noi una gioia grande
le forme di lode, di canto, di gioia che viviamo insieme in questa celebrazione ci insegnino a gioire per la ricchezza di storie, di lingue, di culture, di tradizioni che adesso in ginocchio, insieme, offriamo al bambino che è nato. Adesso un appello per la scomparsa di una persona, perché si cerca Marco Dalben. Adesso vi facciamo vedere le immagini. Ecco, Marco Dalben, 38 anni, di Oderzo, dell'uomo laureato in farmacia in cerca di occupazione. Non si sa più nulla da ieri. Al pomeriggio è uscito di casa dei genitori con cui vive dicendo che sarebbe andato a fare un giro in centro, ma da allora non si sa più nulla di lui. Anche il cellulare che ha con sé risulta spento. Chi lo vedesse dunque, questa è la foto, chi lo vedesse può contattare il comando dei carabinieri di Oderzo che si stanno occupando del caso al numero 0422 712 111, ripeto 0422 712 111. Al momento della scomparsa indossava dei jeans e un giaccone nero. Questa è la foto dunque di Marco Dalben, 38 anni, di Oderzo. Ovviamente c'è genitori in pena per questa scomparsa. Adesso il basket e una De Longhi in crisi dopo 4 sconfitte consecutive. Sono momenti nei quali bisogna passare, l'ho sempre detto, sono i momenti nel quale la vetta sembra lontanissima, sono i momenti dove ti vuoi anche sbloccare ma fai fatica a farlo. Adesso inizia il girone di ritorno e soprattutto speriamo di continuare ad avere la salute e di poter lavorare con continuità, questa è la cosa più importante. Quella tripla mancata di Logan nel finale che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. L'istantanea del momento della De Longhi è tutta qui, vede la voce frustrazione, una squadra che non riesce più a trovare il bandolo della Matasse che quando ci arriva vicino lo perde di nuovo. 4 sconfitte in fila non era mai accaduto alla Treviso Basket anche nei periodi più difficili in 7 anni. E il sogno di regalarsi i playoff da neopromossa lascia il posto all'incubo di doversi ricordare che il reale obiettivo è salvarsi. I punti da tempo restano inchiodati a quota 12, ora è quart'ultimo posto e il compito più gravoso è di coach Menetti che in sala stampa dopo la sconfitta con Varese difende comunque i suoi ragazzi. Abbiamo fatto prima ottime cose in attacco nella prima parte, dopo ci siamo persi e da lì credo che sia nato un po' di nervosismo e frustrazione, per questo dico che i ragazzi hanno dato tutto e ho poco da dire. Ecco. Poi dopo sono venuti fuori degli errori che proprio erano anche dovuti alla generosità più che al fatto di non voler fare le cose fatte per bene. Una gara ampiamente alla portata, vissuta però sull'ottovolante, prima a rincorrere, poi nel secondo quarto dettare legge, di nuovo il crollo nella terza frazione fino all'epilogo. Ma Menetti è chiaro, ci si deve arrabbiare più per altre sconfitte che per questa. Ma non voglio vedere il passato, voglio vedere avanti con grande positività. La cosa più importante adesso è mantenere la salute che sembra che abbiamo ritrovato, ricominciare a lavorare con continuità per ritrovare quelle che sono poi le nostre caratteristiche. Il problema è che l'occasione di evitare il quinto stop di fila giunge con il cliente meno adatto, l'Olimpia Milano, domenica nella tana nemica, affrontando una squadra, quella di Ettore Messina, che non sta certo brillando e che avrà la bava alla bocca per ritrovarsi usando un potenziale finora mai espresso completamente. È il via al girone di ritorno nel quale Treviso torna sulla terra per focalizzare il vero bersaglio del 2020, restare in Serie A. Adesso la pagina delle notizie dal Bellunese. E partiamo dall'aggiornamento delle notizie che ci ha dato la nostra Tiziana Bolognani già nel corso del telegiornale del Veneto, ovvero la forte esplosione e poi le fiamme all'interno, dal tardo pomeriggio, all'interno di un'azienda di vernici di TAI di Cadore. Allora ci ricolleghiamo con Tiziana Bolognani. Com'è la situazione, Tiziana? Sì Nicola, buonasera. Come hai detto tu, la situazione innanzitutto, ve lo devo dire, è rientrata proprio da pochissimo, si stanno concludendo le operazioni dei vigili del fuoco. Sapete, c'è stata una forte esplosione, un boato alle 17:30 che ha fatto sobbalzare tutto il centro Cadore, un incendio si è sviluppato all'interno della Galvalux che ha sede a TAI di Pieve di Cadore. L'incendio, probabilmente vedete una primissima immagine delle fiamme grazie
a una foto che ci ha gentilmente concesso Radio Più, si sarebbe innescato all'interno di un grosso osservatorio e fortunatamente, riferiscono i vigili del fuoco, non ci sono feriti. La Galvalux è un'azienda che opera nei trattamenti galvanici e di verniciatura su accessori per pelletterie e occhiali ed è un'azienda molto nota in provincia. I vigili del fuoco sono accorsi in forze e hanno domato le fiamme, messo in sicurezza il fabbricato, i macchinari in esso contenuti, tanto che domani mattina, così ci fanno sapere, l'azienda sarà regolarmente operativa. Naturalmente in zona sono arrivati anche i carabinieri con il personale di ARPAV, dello Spisal e del 118. Puntuale sarebbe stata la segnalazione dell'allarme elettronico e il conseguente arrivo della squadra antincendio dell'azienda che ha contribuito a limitare i danni. Per i cittadini che si interrogano invece in queste ore sul fumo che si vede uscire dallo stabilimento Datai, si fa sapere che si tratta di vapore acqueo sprigionato per l'appunto dall'acqua che i pompieri hanno versato per raffreddare l'impianto che ha causato l'esplosione. Questo è il secondo incendio nel giro di poco più di un anno alla Galvalux. Nell'ottobre del 2018 nello stabilimento si sviluppò un rogo che causò il danneggiamento di alcune vasche dell'impianto di galvanica e di parte dell'impianto elettrico. Nicola. Grazie allora Tiziana Bolognani. Continuiamo la cronaca con un sedicenne di Pescara che è stato segnalato alla prefettura perché è trovato in possesso di hashish, non in piazza, ma sulle piste da sci di Falcade, più precisamente all'arrivo della cabinovia che dal centro del paese arriva alle Buse. A mettere nei guai questo turista sedicenne di Pescara è stato il fiuto del cane CIR, grazie al quale i carabinieri cinofili di Torreglia hanno scoperto addosso al ragazzo un piccolo involucro contenente la sostanza stupefacente. È un servizio straordinario fino ad ora mai eseguito nel comprensorio di Falcade, quello del controllo antidroga sulle piste di sci. Adesso invece parliamo di economia e di politica. È moderatamente positivo infatti il giudizio di Confindustria Belluno Dolomiti sulla proposta di creare una area metropolitana vasta con Belluno e Rovigo. La montagna rialza la voce, quella più autorevole alla vigilia della ricorrenza dell'Epifania e della numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. L'Assist glielo ha fatto la sua omonima di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, che in questi giorni ha fortemente sostenuto la creazione di un soggetto che possa portare alla nascita della Patra EV, cioè di un'area metropolitana con cuore pulsante tra Padova, Venezia e Treviso. E però, se verrà portata avanti l'idea dell'area metropolitana, sarà meglio non dimenticarsi dell'area montana. Il Veneto, attacca Loren Berton, ha bisogno di un'area metropolitana che sappia essere polo attrattivo e di innovazione come Milano e Bologna. L'importante è che questa sia anche un'occasione per ripensare il rapporto fondamentale tra aree urbane e aree montane. Una richiesta di pari opportunità territoriali per non costringere le aree periferiche del Veneto, Belluno e Rovigo, all'isolamento. I legami tra Venezia e le Dolomiti, ricorda la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, sono secolari e devono essere ulteriormente rafforzati, soprattutto in chiave turistica. La proposta di Maria Cristina Piovesana sembra strategica. In questo senso è fondamentale che il Veneto non sia vittima dei suoi campanilismi e delle inutili contrapposizioni. Per giocare un ruolo da protagonista nell'economia del XXI secolo deve invece creare un polo di eccellenze sull'esempio di Milano e Belluno deve esserci, secondo gli industriali che vivono e lavorano fra le Dolomiti, e deve rivendicare un ruolo da protagonista con il suo territorio che può continuare a ospitare insediamenti e attività produttive, può essere il laboratorio di innovazione dove sperimentare modelli di produrre e di abitare capaci di rispondere alla crescente domanda di un vivere diverso, meno individualista, più attratto dall'economia della felicità e della sostenibilità. È per questo che se nascerà un nuovo soggetto in Veneto per la costituzione di un'area metropolitana non si potrà prescindere dal tema cruciale degli squilibri tra società urbane e società montanare, che non deve essere certo risolto lasciando semplicemente che queste ultime scompaiano. Su questo Confindustria Belluno Dolomiti è pronta a fare la sua parte, nella consapevolezza che anche le terre alte possono giocare un ruolo da protagoniste nell'economia del XXI secolo, forte di un patrimonio storico, ambientale e industriale che non è secondo a nessuno. A proposito di industria, la Safilo, la questione Safilo, con domani una giornata importante, l'ora della verità, il faccia a faccia tra sindacati e azienda a Padova.
Dopo gli scioperi, le assemblee nei siti produttivi è l'ora della verità per i lavoratori di Safilo. L'incontro di domani fra sindacati e la direzione aziendale alla presenza dell'amministratore delegato Angelo Trocchia si annuncia particolarmente teso. Sul tavolo vi è la scottante decisione in relazione alla gestione dei 700 esuberi dichiarati nelle scorse settimane, 400 a Longarone, una cinquantina a Padova e 250 nello stabilimento di Martignacco, che stando così le cose è destinato alla chiusura. Un incontro molto difficile dove l'azienda, a fronte di iniziative tese a recuperare attività nei siti produttivi italiani, comunica una perdita di volumi pari al 50%. No ai 700 licenziamenti, sia agli investimenti! Lo sciopero generale di tutto il gruppo dello scorso 13 dicembre, col blocco immediato degli straordinari di qualsiasi altra flessibilità oraria, è stata la prima risposta delle organizzazioni sindacali di categoria. Pur prendendo atto di una importante situazione di difficoltà che mette a rischio la sopravvivenza della stessa Safilo, dicono sindacati e RSU, ribadiamo che non è possibile che siano sempre i lavoratori a pagare il conto di scelte e strategie inadeguate adottate dall'azienda. La richiesta di bloccare qualsiasi procedura ha portato al confronto previsto appunto per domani. Da indiscrezioni l'azienda sarebbe disposta a gestire gli esuberi mettendo sul tavolo la proposta di contratti di solidarietà che tutelerebbe i lavoratori. I sindacati sono pronti a discuterne, a patto che Safilo ritiri il piano industriale quadriennale e ne presenti un altro, credibile, a garanzia dei lavoratori e della continuità produttiva. Allora, la gioia invece dei più piccini, parliamo della fiaccolata dei mini sciatori accompagnati dai maestri che si sono lanciati sulla pista dei piani di Pezzè ad Alleghe, quindi anche nel Benolese si è ripetuta la tradizione dell'accensione dei fuochi propiziatori alla vigilia dell'Epifania e le fiaccolate sugli sci, un momento di grande gioia che poi i piccini sono stati accolti dalla Befana calata dall'alto in sella alla sua intramontabile scopa. Adesso parliamo della programmazione. Allora, 20:10 fra pochissimo il sindaco di Treviso Mario Conte, poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, quindi il talk show della politica, tanti i temi sotto i riflettori con l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, l'onorevole Gian Antonio Darè della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Roger De Menec del Partito Democratico. In chiusura come sempre ancora il nostro viaggio tra i presepi della Marca, nel colmello di Granigo, siamo nel comune di Cavaso del Tomba, il presepe è stato realizzato e messo insieme dalle famiglie del borgo. Vediamolo e con questo ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. The first Noel, the angel did say. È ormai tradizione anche qui nel colmello di Granigo preparare insieme il presepe per il Natale. Come l'anno scorso 2 o 3 famiglie del colmello si sono riunite e con un po' di fantasia e creatività hanno dato vita a questo presepe realizzando rigorosamente a mano tutte le casette e prendendo anche qualche particolare del colmello stesso. Abbiamo pensato di fare alcune casette con la carta pesta, casette che in teoria dovrebbero essere le case del colmello di Granigo della parte alta vicino alla chiesetta, con le varie fontane che una volta c'erano e adesso non ci sono più. È stata un'esperienza sicuramente bella e da rifare perché comunque sì, c'è l'impegno, c'è anche la fatica ma anche tanta soddisfazione e ci si diverte pure a mettere insieme un po' la fantasia di l'uno e dell'altro, con i vari materiali a disposizione si crea qualsiasi opera. And to the earth it gave great light. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. L'Epifania tutte le feste porta via, dice il proverbio, ma la festività non riesce a scacciare l'anticiclone che rimane a farci compagnia e a influenzare il nostro territorio. Il dettaglio del 7 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso ovunque. Attenzione solamente a nubi basse e nebbie localmente anche fitte sulle aree meridionali della regione.
Temperature in lieve calo a causa di correnti artiche scandinave che lambiranno l'Italia, minime sotto zero quasi ovunque, massime tra 4 e 6 gradi. Situazione praticamente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile e sarà soleggiato solo con qualche addensamento. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui sarà il sole a prevalere su tutti i settori, cielo sereno o velato. Temperature minime sotto zero, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.